Dopo le denunce arrivano i DASPO per i fatti di violenza di Piazza De Gasperi a Padova. 8 giovanissimi tra i 14 e i 15 anni che hanno partecipato alla violenta rissa del 20 gennaio hanno ricevuto da parte del questore Marco Dorisio il cosiddetto DASPO Willy, una misura che prevede il divieto di avvicinamento alle zone limitrofe a Piazzale Stazione e in Piazza De Gasperi per 2 anni. Altri 8 ragazzi hanno ricevuto l'avviso orale, sempre da parte del questore. Lo scontro tra i due gruppi sarebbe nato per l'utilizzo del campo da basket e ha visto il coinvolgimento di almeno una ventina di giovanissimi, di cui alcuni muniti di spray urticante e tirapugni. 3 di questi hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente con 21, 8 e 3 giorni di prognosi. La violazione del DASPO è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e una multa che può arrivare a 24.000 euro.